Sì, una volta un grande maestro, Sì. un arrangiatore, insomma, Adelmo Musso. Vieni Adelmo! Ciao Adelmo, ben trovato. Noi siamo stati a cena poco tempo fa insieme, vero? Prego. Siamo stati in un'altra... poi siamo andati a cena tutti insieme. Tutti insieme, chiariamo. Rigorosamente. Guarda, io ti conosco perché sei stato, a parte le varie cose che hai fatto in precedenza, ma perché sei stato l'arrangiatore discografico per tanti anni di Rita Forte, una mia carissima amica. Diciamo che ho fatto 3 album con lei, o forse 4, non mi ricordo, è una bravissima artista. Sì. Diciamo che nella mia carriera ne ho fatti tanti altri, tra l'altro stasera qui ho tantissimi amici con i quali ho collaborato, Franco Dani, abbiamo vinto un disco per l'estate credo nell'83. 81, scusa. Adelmo! Vabbè, io per i numeri non sono forte. Poi Lino Patruno, abbiamo fatto tante cose, Gianni Nazzaro col quale stiamo facendo tuttora. La carissima Francisca? Sì, Ah, la sì? Francisca è un È un bel bel progettino. è un Questo bel è un bel progettino. personaggio, Tra l'altro Francisca. voglio cogliere l'occasione per ringraziare Silvio Subelli di Opportunity Music, che sta dando la possibilità dei giovani ragazzi di mettersi un attimino in evidenza, perché lui ha questo sito che si chiama www.opportunity-music.com, dove i giovani possono mettere le loro canzoni, dei video e quindi farsi conoscere al popolo di internet. Bel progetto, Lei viene fuori anche da un discorso di questo tipo. Quindi diciamo che faccio un po' di Insomma, tutto. fai un po', ecco, bravo. Però la cosa, visto che te lo dico io, la cosa che farò questa sera Sì? è una mia grandissima passione. Cioè io nasco tanti anni fa come musicista e con uno strumento che si chiama organo Hammond. Sì, Ora lo quelli so, della mia famosissimo. età lo conosceranno tutti, perché è stato lo strumento per eccellenza degli anni 60, 70, potrei dirti migliaia di canzoni dove l'organo Hammond era protagonista. E questa sera poi vi farò sentire una cosina che era la sigla di Per voi giovani, Lui mi dice così, il mitico programma di Arbore, che è Certo. stato, ed era del grande Jimmy Smith, che è stato secondo Bravo, me Adelmo. uno dei più grandi organisti mai esistiti al mondo. Questo Bene, noi abbiamo registrato, certo. abbiamo registrato prima questa Performance. esibizione, come vuoi. Sì, che tra l'altro, permettimi di spendere 2 parole per una cosa particolare. Vedrete un organo Hammond che è quello originale, ma completamente trasformato, cioè il mobile praticamente è rimasto a casa. E io ho un carissimo amico, pensa, che costruisce le barche, che si chiama Bosco, è di Santa Marinella, patito per gli organi Hammond, che mi ha fatto praticamente un altro mobile in vetro resina. Accidenti. Quindi abbiamo tolto 80 kg di peso perché è pesantissimo, si divide in 2 parti, tant'è che l'ho portato sul sedile della macchina. È una cosa unica al mondo, è veramente unica al mondo. Allora, abbiamo registrato prima, quindi direi di partire con il contributo filmato. Adelmo Musso. Grazie.
Che bravo.